Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Commendone Veneziano, siamo su Formula 1 2014 ma siamo con una mod 2016, finalmente la mod definitiva per quella che ho scaricato che mi ha dato anche problemi di copyright, era una merda, purtroppo forse il logo d'F1 in basso a destra, forse è quello che mi ha dato problemi. Siamo col Team As, siamo a difficoltà esperto, la penultima come solito, anche se su F1 16 spero di poter usare la difficoltà massima, mi impegnerò molto ragazzi, però sta mod da quello che ho capito è molto competitiva, quindi sarà praticamente come essere difficoltà massima di default. E facciamo la qualifica solo con un giro, voglio far provare sta cosa. E spero di fare più gare velocemente così da riportare un po' il ritmo F1, visto che purtroppo, proprio problemi di copyright, ho dovuto interrompere la serie sul più bello. Buon rago, bando alle ciance, andiamo. Speriamo di fare un buon giro. Questa mod, ripeto, è molto competitiva da quello che ho capito. Speriamo bene. Chiaramente una mod dove c'è anche i danni che sono diversi. Sono fatte veramente bene nel monoposto a livello di livrea. Te le godi proprio, vai. Vai ragazzi. Chiaramente non potevo mettere difficoltà massima ragazzi perché se no erano cazzi. Cioè ho già provato più che altro, è stata una roba imbarazzante. Era proprio noioso. Però ripeto che chiaramente le prestazioni sono di default, se non sono quelle di default, quindi se io non so come le hanno fatte loro, come il Team As, come sono i giri record delle Mercedes, è diverso dal default. Ecco, vabbè. Però non stiamo andando malissimo, dai. Non stiamo girando male. Purtroppo c'è molta discrepanza tra esperto e leggenda, cioè tra il penultimo e l'ultimo. Comunque il Team As non è che sia proprio fortissimo, Nel senso hanno fatto una buona macchina, ma non è incredibile, chiaramente. Qua ho sbagliato tanto, secondo settore pietoso, vabbè. Vabbè. Buono, questo è già un po' meglio. Sono molto arrugginito su Formula 1, No, sto giocando anche da solo al 15 che però non registro perché proprio non mi ispira. Devo riprendere veramente la forma ragazzi, Vai. Giro sicuramente non esaltante. Finiamo. 13esimi. Vai. 13esimi, poteva andare peggio, dai. Poteva andare peggio. Ok. Vai Grosjean, andiamo col position chiaramente per Gigi Hamilton, secondo Rosberg, vai. E comincia il mondiale signori col Team As. Eccole qua le Mercedes belle fiere. Gigi Hamilton. Vai raga, concentration a manetta. Ho fatto una prova dei danni ragazzi, i danni ci sono. Vai. Sarà molto più dura. Vai qua, attenzione abbiamo Alonso davanti, dietro che vuole tamponarmi Alfonso, lo so. Eccola là subito. Come danneggiare la monoposto, ma puttana troia. Male, bruttissimo errore. Avete visto i danni ci sono, avete visto anche voi in tempo reale, molto bene. Buono qua, buono. 10ª posizione, bravo Grosjean. Qua c'è una macchina che sta rallentando secondo me. Dai Commendone. Dai piccolo Cume, regalaci il sogno piccolo Cume. 10ª posizione, Sainz dietro, Massa davanti, Pippo Massa e il piccolo Sainz. Detto che non è facile tenerla in pista ragazzi, Perché c'è sta telecamera poi che è la migliore ve lo assicuro, che comunque mi dà un po' di
Un po' di difficoltà, è troppo dinamica forse. No, cazzo, bruttissimo. Questo l'ho presa veramente male. Mamma mia, Sainz per poco mi tamponava. Anzi, mi ha tamponato ma poco. Ok. Primo giro andato. Carburante normale. Va bene con punto in questa prima gara. Speriamo in qualche ritiro. Comunque i danni ci sono, li abbiamo visti perché ho toccato appena la macchina davanti e subito ho rotto un po' dell'alettone. Non ci saranno tagli. Non voglio fare tagli, quindi ce la godiamo tutta. Salvo imprecazioni del cume da censura. Dai comendone, spingi a fondo, anche se Pippo Massa ha un passo diverso, però siamo ancora qua, raga, siamo ancora qua. Dai come. Comunque un buon vantaggio su Perez, dai, stiamo consolidando la 10ª posizione che è già importante. Capito, questa è la difficoltà giusta, con difficoltà massima ero molto più indietro e non c'era divertimento, almeno così c'è un po' di lotta, insomma quantomeno siamo in zona punti. Chiaramente se mettevo la Ferrari magari sì potevo allora permettermelo. O la Mercedes, comunque i top team. Non riusciamo però. Non riusciamo ad avvicinarci però. Non ci avviciniamo a Pippo Massa, anzi. DRS abilitato. Va bene, porco. Dai, dai, dai. Spingi a fondo come un porno attore, devi spingere in questo momento. In questo momento siamo proprio. Non perdiamo da Perez e siamo là con Massa. No, mamma mia. Qua sono che belli rigidi con le penalità. Calma, come sta attento. Sto prendendo le bombe. Mi sta un po' recuperando Perez. Niente da fare. Dobbiamo sperare in qualche ritiro davanti. Speriamo in un po' di bagarre. Dai comendone, dai comendone. Stiamo girando lenti, cazzo. Va bene. Mi fa piacere. Hamilton è primo, chiaramente Gigione c'è, fio. Il Gigione c'è purtroppo. Occhio Comendino, bravo. Questa l'ho presa malissimo. Presa molto. Primo ritiro intanto. Porca troia, oh. Siamo in difficoltà adesso, vediamo le gomme. Ho anche l'alettone comunque un po' rotto, quindi sicuramente a livello aerodinamico abbiamo dei problemi. Sto prendendo sbrega adesso, Tutto su un call, mamma mia. Mamma mia, raga. C'è Gutierrez adesso. Dai, raga, dai, raga, dai.
Niente, non ci sono ritiri davanti a noi purtroppo. Dobbiamo tenere, dai. Dai che siamo ripreso un po' da Gutierrez, meno male. Giro lentissimo, questo tanti errori in questo giro. Purtroppo ormai Massa è lontano anni luce. Questa gara devo difendere il 10ª posizione. Dai Comendino, bravo. Siamo rimasti in 17 intanto. Tanti ritiri ma tutti dietro. Questa è proprio sfiga, raga. Il trallettone danneggiato comunque non mi ha aiutato, eh. Questo è poco ma sicuro. Però anche un punto va bene. Anche un punticino irridato va bene, raga, dai. Buono. Ma che non stiamo neanche girando malissimo, nel senso, per i nostri standard chiaramente. Va anche bene, poi è chiaro che non so a livello di mod come stiamo andando. Vado subito ai box. Andiamo subito ai box, raga. Come sono messe le gomme, insomma, di merda. Abbastanza di merda. Anche se ho fatto il miglior giro proprio nell'ultimo giro. Adesso vediamo la girandola dei pit. Qua vado un po' lungo, non sbagliare adesso come. Massa mi ha dato 8 secondi, Siamo in difficoltà comunque, siamo un po' in difficoltà. Le gomme sono usurate ormai al massimo. Speriamo di avere problemi di copyright, cazzo. C'ho quello che voglio, stronzo. Ci prova Gutierrez. No, io non ho fatto un cazzo, sono cazzi tuoi Gutierrez. È lui che mi viene in bocca. Buono. Box, box, box. Buono. Sosta i box. Miscela bassa. Dai veloci però. Dai veloci ragazzi. Avrei messo anche, spero, i meccanici con le tute ufficiali. Vediamo. Sì, perfetto, grande Cuba. Buono. Sosta fatta, siamo 15esimi, però attenzione, mamma mia. Che merda, carburante allevato. No good, no good. Non bene però, cazzo, addirittura 15esimi. Dai ragazzi. Devo cercare di spingere al massimo, speriamo. Non sarà semplice però. Non mi aspettavo addirittura 15esimi. Bisogna capire dopo i pit stop degli altri dove finiamo. Ok. Sì, che poi non è Chilton ma Verlaine, ma va bene insomma. Non potevamo tradurre anche i nomi, sarebbe stato troppo. Siamo a metà gara comunque. Madonna, speriamo di recuperare la 10ª posizione, cazzo, sarebbe troppo fondamentale.
Ho bisogno della 10ª piazza per portare a casa il primo punto. Va bene, mi fa piacere. Vediamo, vediamo dopo la sosta. Dai, come vola, 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 vola. 13. 12esimi, ma teoricamente ancora dell'emeno posto, devo andare ai box. Spero, beh, Arianto sicuramente, dai. Stiamo spingendo bene però. Abbiamo tenuto la posizione su Gutierrez e questo è già importante, dai Kuma. Noi storicamente andiamo meglio con le dure. Ah, Kuma, no, sti errori però. Dai, porco Kuma. Dai che sei un porco Kuma. Voglio il 10º posto, lo voglio. Lo pretendo, anzi. Chiaramente ragazzi, vediamo se può piacere così, fatta così, senza tagli, con le qualifiche di un giro come allenamento per Formula 1 16. Lo so, stronzo, ma devo arrivare almeno 10º. Vediamo se la strategia c'è. No, adesso l'errore. Ma no, questo mi può costare tanto. Mi può costare il 10º posto. Vediamo. Vediamo ragazzi. No, forse no, forse no. Yes. Grande Kume. Strategia molto buona. Tenuto la posizione. E adesso prendiamoci il punticino. Come prima gara va anche bene, dai, anche se non è stata una gran lotta. Non potevamo fare di più, Fio, devo ambientarmi su questa mod. Non avevo mai fatto una gara completa, I ritiri mi sembrano buoni. Molto bella, mi piace, mi piace. No, qua come attento. Cioè, se solo un ritiro mi può dare una posizione in più o in meno. Dai comendino, dai comendino. Lungo ancora. Tante sbavature. Cercando di guidare al massimo, ci sto provando raga, ma Formula 1 rispetto a MotoGP faccio molta più fatica quando commento, ma tanta di più. Non chiedetemi il perché, ma è così. Ma io non sono convinto, però. L'importante è tenere il punto comunque, tenere il punto è già fondamentale. Deve già una cosa, Epicas. Gutierrez intanto non mi prende, e già questo è importante. Solo che c'ho la Williams, cioè non riesco a prendere altre posizioni. Massa è veramente in fuga. Maledetto Pippo. Quel porco di Pippo. Mamma mia che rischio. Super, su giro veloce di Nicolino. Giro veloce di Nicolino. Buono. Molto bene.
L'importante è tenere a distanza Gutierrez. Scusate se non sto parlando tanto, ragazzi, ma faccio veramente fatica. Perdo continuamente la massa, però. Pippo Massa vola. Secondo me sta mod, da quello che sto capendo, insomma, alla prima gara, hanno forse alzato leggermente i tempi dei primi, però hanno livellato più alti quelli intermedi, secondo me. Ma risparo una cavolata, però mi sembra così, attenzione. Miscela bassa. Sarà dura tenere Gutierrez. 2 secondi da Gutierrez, speriamo di tenere, anche se abbiamo la miscela bassa. Adesso dobbiamo fare tutto questo giro e tutto il prossimo così. E speriamo bene. Maledetto Gutierrez, non può prendermi la 10ª posizione, eh. Non può proprio. Difenderemo la posizione con tutto quello che abbiamo. Giro veloce di Nicolino. Stiamo neanche girando malissimo in realtà. Questa mod mi dà questa sensazione. Adesso veramente la monoposto più lenta, eh. Carburante, lo metterò adesso, fioi. Sta arrivando Gutierrez. Mancano ancora tanti giri purtroppo. Speriamo bene, fioi, speriamo bene perché me la vedo brutta. Adesso il corpo a corpo è sempre pericoloso, poi con i danni così. E poi ho perso e Silo, mi hanno sostituito anche l'ala. E là che ho perso anche tempo. Per carità. No, non è impossibile. Andiamo di portare a casa a sto punto, vaffancuore. Avrò tempo per migliorare e prendere confidenza con la mod e con la macchina, perché è molto diversa sta Haas rispetto anche alla Ferrari di Vettel della mod precedente. Era molto molto diversa. Vedo che c'è sempre le possibilità di qualche ritiro, quindi fino alla fine dobbiamo stare concentrati. Questo è il bello. No. Ecco la. Ecco la cagata clamorosa. Oddio. Ecco là. Adesso sarà lotta vera. E adesso è lotta col Grosjean, ma porca troia. Adesso rischio. Adesso rischio di perdere la posizione, Cristo. Adesso devo dare tutto per riprenderla. Devo dare veramente tutto, fioi. Dai Kume. Tu puoi, tu sei il Kume, tu puoi. Attenzione. Mamma mia cosa ho fatto. Alla Hamilton Rosberg in Austria. Mamma come l'ho ripresa. Come l'ho ripresa, signori. Sono entrato a cannone. È andata bene. Cioè è andata di culo, raga. Carburante al minimo adesso. Adesso sarà lotta vera col Grosjean. Col Gutierrez. Quindi alla fine la bagarre c'è. Come l'ho risuperato, ragazzi. Ma è andata bene. È andata veramente di culo. Ok, carburante normale di nuovo. Mamma mia, Gutierrez è là, fioi, Gutierrez è là. Che sorpasso, però proprio ai limiti, però uguale a quello di Hamilton in Austria. Non se la facciamo più, le gomme sono messe non bene a livello posteriore.
Ah, una penalità la vettura che mi precede. Sì, vabbè, però comunque non penso 26 secondi di penalità. Bello se hanno messo anche questo. Dai, adesso abbiamo riguadagnato un po' adesso. A fisarmonica il Cume su Gutierrez. Purtroppo Massa se n'è andato, Dobbiamo migliorare la qualifica, raga. Ok, Gutierrez si è un po' allontanato, la cosa mi fa un po' godere. Però, occhio, raga. Buono, 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 buono. Mamma mia. E adesso inizia il final lap come indiano. Ultimo giro. Per difendere sto 10° posto. Ai ai ai, carburante basso. Proprio all'ultimo giro. Con le gomme anche finite, dai Cume resisti. Dai Cume resisti. Devi resistere, Cume. Devi resistere. Bravo Cume, molto bene, very good. Vince Gigi, intanto vince Gigi Hamilton. Mi ha un po' distratto sta roba, Cristo. Vittoria per Gigione. Io soffro, ragazzi, perché non ho più le gomme e ho il carburante al minimo. Carburante normale. Ci prova Gutierrez. Mi butta all'esterno ma il Cume lo ripassa. Grande Cume. Grandissimo. Ciao Gutierrez. Me ne sembra gara anche con Nasr e godo. Non c'è stato contatto, non c'è stato niente, E teniamo la posizione con il cuore. Prima gara non male, dai, poteva andare peggio. Ottimo, 10° posto. I primi punti per l'Assa alla prima gara. Yes! Bravo Cume. Buono, da 13° 10°, dai, non male. La difficoltà è quella giusta. Bravo Comendino. I ritirati. Magnussen, Palmer, Perez, Button e Sainz. Noi chiudiamo 10°. Non aveva penalità comunque Pippo Massa, era quello... Era quel porco di Gutierrez, 20 secondi addirittura, vabbè. Raga, prima gara positiva. Un punticino iridato. E un saluto dal commendatore veneziano. Aspetto commenti per capire se può piacere la serie. Ciao!